Buonasera a tutti ragazzi, stasera come al solito fa sempre caldo, però a farci compagnia questa bella luna. Ancora non è piena perché giorno 16, ricordatevi, ci sarà la luna piena, color sangue, quindi il giorno 16 alle 10 in poi di sera mettetevi con gli occhi in giro che ci sarà questa luna rossa, diciamo così, che sarà visibile anche dall'Italia, dicono, quindi tutti col cellulare in su, giorno 16. Ciao Patti, stasera qua fa un caldo pazzesco come sempre, non cambia proprio nulla. Ciao Massimo, tutto bene? Stasera si muore ragazzi, proprio fa caldo, proprio esagerato. A farci compagnia c'è questa mezzaluna, anzi più di mezzaluna direi. Giorno 16 dovrebbe essere piena e dovrebbe essere anche color sangue come dicono. Mi fa piacere. Sì, sì, Patti, pure qua si muore proprio. È una cosa esagerata proprio. Giù, diciamo, su a nord dicono che fa freschino, che anche a Napoli hanno detto che pioveva, invece qua, mamma mia, è una cosa esagerata proprio, non ce la faccio. Cioè, oggi avevo cambiato un bel tempo, pensavo che veniva a piovere ragazzi, ma che? Era tutta un'illusione, come ho detto io. Difatti non si muove un'anima viva qua, proprio tutto fermo. Neanche il mare si vede tanto chiafoso da qui, di solito si vede sempre. Stasera neanche il mare si vede. La luna invece, ragazzi, quella là, da casa più o meno si vede sempre. Sì, Massimo, pure qua di noi ci sta una nuvola, solo appare solo la luna ci sta. Poi zero, ragazzi, fa solo caldo, poi ci stanno le città qua, i palazzini. Il mare non si vede, il mare dovrebbe stare qui, però vedi, talmente chiafoso che non si vede neanche il mare, proprio pazzesco proprio. Solo questa bella luce della luna che ci fa compagnia. Sto aspettando il giorno 16 per fare la diretta, dice che sarà color sangue, quindi la devo registrare assolutamente, anzi faccio la diretta. Quindi vediamo questa Bloody Moon come la chiamano loro. Anche se preferirei più che viene a piovere. Hanno detto che domani qua forse piove, anche il meteo portava pioggia, ma io ragazzi io ci credo proprio perché guardate qua, è tutto sereno. Come fa a piovere domani? Io non dico un po' doveva stare già, invece non ci sta una nuvola, niente, a parte questa bella luna che vedete. Ma poi di nuvole qua. Massimo, io l'anno scorso stavo in Finlandia, stavo così bene, ti giuro. Mamma mia bella. L'anno scorso, guarda, il caldo non l'ho sentito proprio, che stavo così bene in Finlandia, stavamo a 17-18 gradi. Ah, là proprio, proprio stavo bene proprio, guarda. Questo è ormai il primo anno a me che non sono partito per la Finlandia per problemi dovuti al passaporto che poi ho risolto, quindi se mi chiamano vado subito a volo, quindi se qualcuno torna dalla Finlandia vado immediatamente, quindi non ci penso un attimo. Se qualcuno fa il pensiero di tornare prima, vado io lì. Tanto ho fatto il passaporto, ho risolto tutto. E no Massimo, quando dovevo partire c'è stato un problema del passaporto che lo dovevo rinnovare, non l'hanno fatto perché stavano problemi vecchi. Poi ho risolto la situazione, ma purtroppo già erano partiti, capisci? Quindi se qualcuno ritorna che non vuole stare perché è molto facile che qualcuno non resiste tanto lì, parto io direttamente da Napoli e faccio Napoli-Helsinki e poi, e poi si ritorna a ottobre, diciamo. Quindi ci sta ancora tempo. Oh, anche in Norvegia mi va bene perché il tempo lì è buono. Sì, quasi muore, guarda, io sto col cellulare in mano, ventilatore, si suda proprio. Invece in Norvegia e in Finlandia, ragazzi,
proprio si sta bene, credete. A quest'ora mo ho chiamato poco fa un mio amico e stavano lì dove stavano loro, vicino a Rovaniemi, vicino a dove sta, diciamo, il Lapponia, e stavano a 18 gradi, quindi si sta fresco proprio. 18 gradi non è proprio nulla al finale, quindi lasci immaginare che è proprio un bel tempo. Invece qua stiamo a 32, 33, ho perso pure te. Non lo so più veramente. Quindi se qualcuno torna dalla Finlandia, corro a volo proprio. Purtroppo questi hanno sbagliato a fare le indagini loro, mi hanno bloccato il passaporto, poi me l'hanno sbloccato, ma era già tardi, quindi non ho potuto fare più nulla. Se no, ora dimostro in qualche bello, diciamo, bella zona turistica. Sì, sì, guarda, io mo erano 4 anni che non facevo l'estate, diciamo, in estate, sa, c'è la media. Quindi questo è il primo anno in effetti che faccio qua in Italia, diciamo, negli ultimi 4 anni. Non me la ricordavo così, ragazzi, la verità. Lo so che è sempre stato, però stavolta è esagerato. Cioè nemmeno la notte si riesce a dormire, questo è bello. Eppure c'ho 3 ventilatori, che devo mettere più? Il condizionatore non lo metto perché ho preso la bronchite tanti anni fa e ho paura proprio. Sì, sì, Anna, ma pure qua a Salerno, qua si muore proprio. Guarda qua, quando ci sta un'anima viva e non la trovi. Proprio qua non ci sta proprio nulla, zero. Voi ragazzi vi auguro una buona notte, anzi buona luna come ricetta Alessandro Siana, con la luna, buona luna. A tu e beata a voi a Ischia, non ci credo proprio, perché guarda qua è pieno di stelle, dove fanno a capire che piove? Qua nuvole non ce ne stanno. Beh ragazzi, se domani piove faccio la diretta subito. Voi Massimo, Anna, tutti quanti saluto e buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Tanto per dormire qua, se non si fanno l'1 e mezzo i 2 e chi dorme. Vabbè ragazzi, notte a tutti e ci sentiamo domani, se riusciamo a dormire. Ciao Patti, ciao Massimo. Saturno dovrebbe essere questo qui, eccolo qui. Questo è Saturno. La Luna. E poi no, non si vede più nulla. Un'altra stella qui. Sì, sì. 2 o 3 se ne vedono solo. Ma anche perché qui ci sta molta luce, perché vedi? Quindi ci vorrebbe un posto più scuro, diciamo più cupo. Troppo l'illuminazione è un guaio. A volte riesco pure a vedere Marte, però stavolta non lo vedo in realtà. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo domani.